Un abbraccio a tutta la Sicilia. Avvocato. Sì, volevo solo, visto che è stato fatto un accenno alle assicurazioni che trovo pertinente, visto che è il settore di cui mi occupo prevalentemente, il risarcimento del danno, l'infortunistica, la malasanità, effettivamente quello che è stato detto è verissimo, è un esempio preclaro di come funzionano le cose in Italia e di come le leggi vengono sfornate su indicazione di quelle che sono state definite lobbies, che probabilmente è il termine più corretto, corporation, grandi poteri. I poteri sono sostanzialmente di due tipi, no? Quelli che si spartiscono la fetta del potere vero, sono le banche e le assicurazioni. Allora, in Italia assistiamo, ve lo dico tra virgolette da esperto del settore del ramo, assistiamo da circa 12 anni a tentativi reiterati e sistematici di distruggere un settore. Distruggere cosa intendo? Mandare a carità tutti quelli che lavorano nel ramo dell'infortunistica stradale, che sono sostanzialmente patrocinatori stragiudiziali, avvocati che tutelano i danneggiati, cioè le parti deboli dell'incidente stradale. Allora, le assicurazioni che anno dopo anno aumentano e gonfiano in maniera spropositata i propri utili in questo ramo dell'RC Auto, ogni anno piangono perché? Perché dicono ma qua i premi noi li teniamo troppo alti perché dobbiamo sborsare troppi soldi. E ogni anno regolarmente, puntuale come il miracolo di San Gennaro, una colpo ad agosto e un colpo a dicembre con la legge di stabilità, loro passano in Parlamento una velina e nella velina ci sono delle norme nuove che riguardano l'RC Auto. Vi dico, scusa Vito, e chiudo in maniera molto rapida, le ultime chicche. Allora, a dicembre è passato questo decreto che se dovesse essere convertito porterà, tanto per dirne una, alla tra virgolette prescrizione breve, cioè fino ad oggi il diritto di risarcimento danni da sinistro stradale, di danni materiali era di 2 anni, danni fisici addirittura di più, arrivava fino a 5 anni. Ecco, questo risarcimento tu lo perdi se entro 90 giorni dal sinistro, anche se si tratta di un sinistro mortale o con lesioni gravissime, tu non scrivi una letterina all'assicurazione. Colpo numero 1. Colpo numero 2. Tu quando hai un sinistro e la tua macchina è danneggiata, dove la vuoi portare? Dal tuo carrozziere di fiducia, perché ti fidi, giusto? E alimenti così quel buon circuito che è dato dall'economia territoriale di base. Vado da colui che rappresenta per me una persona di fiducia. Non puoi più farlo, perché loro ti faranno sottoscrivere una polizzetta dove in cambio di uno sconto risibile tu ti obbligherai nel momento in cui hai avuto l'incidente, la macchina non ti danno i soldini per riparare. Bravo, la porti dal loro carrozziere e se tu la vuoi portare dall'altra parte devi aggiungerci la differenza. Allora questi sono solo 2 esempi di come è stato trattato il settore dell'RC Auto negli ultimi anni e quindi sono esempi di che cosa? Di come un settore che riguarda tutti noi, perché prima o poi qualcuno un incidente lo fa, viene governato dagli interessi del grande capitalismo finanziario, in questo caso assicurativo. Ci fermiamo un attimo soltanto perché c'è la pubblicità.